Vignole, scusi se parlo come se fosse sdentato, ma sono appena stato a sto signor qua, il dottor Antonio Remondini, dentista Le Arco, col quale ho condiviso anche l'infanzia nei lupi grigi, con i lupetti, i cavalli campeggi. Partendo da qua, allora c'era in boccia molto vivace, mi ricordo, ti sei tutte le gare. Quando è che ti viene in mente fare il dentista? Ma durante il militare stavo finendo l'università e allora ho trovato degli amici militari, appunto, no? Che facevano i dentisti. Siamo andati nel suo studio e da lì insomma ho capito che poteva essere anche la mia futura attività. Tra l'altro non mi ritrovevo quando che facevo anche all'interno dei vari ospedali, i vari tirocini, non mi ritrovevo come modalità insomma, di approccio ai pazienti e così, e quindi avevo scartato anche il fatto di entrare nell'amministrazione pubblica o nella sanità pubblica, e quindi ho preferito scegliere una professione dove potevo scegliere come intervenire e come avere l'approccio giusto verso i miei pazienti e come curarmi anche e coccolarmi quelli che erano i miei pazienti senza dover passare attraverso strutture pubbliche, protocolli pubblici e cose insomma che mi costringeva ad agire in una certa maniera. Fuori il dente, fuori il dolore, perché se Sì, menteva. certo. La crisi crea problemi? La crisi ha creato problemi anche nel nostro settore, come che la crea in tutti i settori, no? Però anche il nostro insomma risente di questo momento. E, Cioè in percentuale quant'è che cala? oddio, quello non te lo so dire perché Però parecchio? abbastanza, diciamo, abbastanza, sì. Calata, più che altro la tipologia degli interventi, mentre se una volta si interveniva con interventi di una certa importanza, adesso si cerca di rattoppare, è come con le macchine, una volta che cambia la macchina adesso la porta dal carrozziere e magari adesso non la porta neanche così spesso dal carrozziere. No, ho capito, ho capito, capito. A proposito, una roba che m'ha sempre colpito, cioè ti spacchi una gamba, ti vai al pronto soccorso, c'è l'angessa e ti paghi, vabbè, il ticket, perché ti spacchi i denti, oltre che hai problemi nei denti, ti vai al dentista e se dis te spendi in di Dio. Come mai sta differenza? Con parti che fa sempre parte del corpo umano. Certo. Credo che il problema sia il fatto che allora, l'odontoiatria la può intervenire in maniera molto diversa. È come quando si fa il paragone con una macchina. Ti serve una macchina, ti puoi comprare la Ferrari o ti puoi comprare la 500. No? La stessa cosa è nella bocca. No? Ti puoi fare un intervento da migliaia di euro, no? Oppure ti puoi restituire la funzionalità in maniera diversa con poche centinaia di euro. La sanità pubblica questo probabilmente non riesce a controllarlo perché intanto ha dei costi molto ma molto alti, no? Come del resto in tutta la sanità, perché un intervento chirurgico, per banale che sia, costa un sacco di soldi, no? L'odontoiatria non è mai stata considerata dalla sanità pubblica come un intervento che salva la vita, ma è sempre probabilmente stata considerata come un qualcosa di estetico, come un qualcosa, no, sbagliando, insomma, perché ovviamente la masticazione e l'integrità della bocca la riesce a supplire a tante altre problematiche sanitarie che consegue al non avere una capacità masticatoria corretta, insomma. Però, come dico, la possibilità di
di intervenire con delle metodologie che delle diversità di costi molto elevate. La sanità pubblica non riesce, no, per i costi, no, e per queste problematiche di intervento a supportare quelle che è le esigenze dell'odontoiatria. E in effetti adesso la tendenza da parte del pubblico, no, a cercare di usufruire delle strutture private per supplire alle sue carenze, però dobbiamo capire che il privato ha dei costi che deve coprire, no, assolutamente, e quindi non può abbassare più di tanto quelle che le tariffe che applica, insomma. Quindi forse è meglio prevenire che curare. Ma sì. E a questo proposito, te mi dicevi poco fa, guardando proprio la mia bocca, il fumo è un nemico acerrimo dei denti, no? Non solo dei denti. Sì, ok, anche dei polmoni, Sì, chiaro. sì. La prevenzione sicuramente è un punto fondamentale per anche evitare i grossi interventi e le grosse spese, perché se noi interveniamo tutti gli anni almeno con una visita, insomma, tutti gli anni, no? E si interviene sulle cose piccole nella bocca, no? Si evita di arrivare, no, a quei grossi interventi costosissimi, perché mi rendo conto che gli interventi odontoiatrici è molto costosi e che è un forte problema per le famiglie, insomma, però sicuramente la prevenzione, l'igiene e il controllo continuo si può arrivare a non arrivare a questi punti. I luoghi comuni, mi diceva la Putelotti, non sta mangiando le caramelle che te smazzisci i denti, vero o falso? Falso. Allora, sicuramente gli zuccheri, insomma, gli deleteri per quanto riguarda, no, le carie e per quanto riguarda la produzione della carie, però con un'igiene corretta si può mangiare qualsiasi cosa. Naturalmente non si può mangiare la caramella e andare a dormire e lasciare la bocca piena di zuccheri per tutta la notte, no, ma dopo che se lava i denti la sera, no, non bisogna mangiare più niente. La salvia che fa benissimo? Bah sì, la salvia, credo che se ne andrà un po' più avanti della salvia. La malva, insomma. Sì, ma se ne è un po' più avanti, che dei prodotti, l'odontoiatria negli ultimi anni l'ha fatto passi da gigante e quindi ha dei prodotti adesso che può supplire sicuramente a quella che era la salvia che usava i nostri nonni, insomma. Benissimo, ringraziamo il dottor Antonio Raimondini per questa intervista e alla prossima visita. Va bene, d'accordo. Grazie.